Un anno dopo torno a salutare Claudio lassù, in quel luogo sospeso tra le nuvole e i prati, al cospetto delle pale. In quel magico silenzio rotto soltanto dal verso degli animali della fattoria o dal ronzio di qualche motosega dei boscaioli. Lo conobbi passando di là, mentre respiravo il tempo del mio sogno e del mio riposo, una sera al tramonto, mentre lasciavo correre felice la mia cagnolina Mu. Claudio e il suo amico fedele Sammy era in piedi fuori del suo maso, a godere l'enrosadire sulle pale. Guardava in silenzio verso il cimerlo, uomo della montagna, del bosco, del legno. Non uno qualsiasi, il mago del legno. Quel luogo, che stranamente non conoscevo ancora, mi apparse con stupore in tutto il suo misterioso incanto. Divenne per me così familiare e intimo che mi sembrò di averlo conosciuto e vissuto da sempre. E quello fu il principio di un'amicizia semplice, che poi divenne un viaggio sulle tracce di un uomo della montagna che da giovane fece le valigie e se ne andò in giro per il mondo a fare il cuoco, a vivere altre latitudini e culture. Ma poi il suo cuore lo riportò in Primiero, dove lo aspettava una nuova vita, un ritorno alle origini, ma reinventandosi tutto da capo. Io in gioventù sono stato sempre in giro per il mondo, ma le mie radici sono qua e sono tornato qua volentieri. Quindi il ritorno alle origini è stato per me una cosa molto molto naturale. Anche perché io ho vissuto quell'epoca dove in valle non c'era ancora turismo, non c'era ancora niente, si viveva con quello che si produceva, era sussistenza e quindi una volta che mi sono mosso, che sono andato in giro, ho fatto tutte le mie esperienze che qualsiasi persona dovrebbe fare secondo me, però io ho sempre tirato verso casa e quando ho smesso di viaggiare, mi sono posto una domanda. Adesso cosa faccio? Faccio quello che ho imparato in giro o faccio quello che mi piace? Ho scelto la seconda. E quindi da là è venuta fuori tutta la storia dell'artigianato, della costruzione di case con tipologia di montagna, eccetera, eccetera. Sono cose che non nascono lì dentro. Se tu hai a che fare con un elemento qualsiasi fin da piccolo, perché da noi, anche se non facevi le cose che fai adesso, ma avevi bisogno di fare una staccionata per contenere le bestie, le facevi con il legno. Se dovevi fare qualsiasi suppellettile, la facevi con il legno. E quindi cresci con quella cosa dentro che poi ti può piacere o meno. A me è piaciuta e ho cercato di svilupparla. Però secondo me non è una cosa che di punto in bianco si accende una lampadina e dici adesso è una cosa che ti viene da dentro. Avevo 18 anni, mi sono preso la valigia perché qui o continuavi
quella vita di sussistenza che c'era prima, aveva incominciato pian piano il turismo, tanti si erano messi a lavorare negli alberghi, eccetera, però io sentivo che avevo bisogno di vedere anche quello che c'era in giro. E non lo so se mi sono fatto prendere la mano, così fatto stacchi per un bel po' di anni e sono stato in giro. Quando ho raggiunto quell'età, diciamo, che incominci a ragionare razionalmente, ho detto adesso mi fermo e, come dicevo prima, cosa faccio? E ho scelto di fare quelle cose che mi piacevano. Devo dire la verità che sono stato molto fortunato, perché da noi in quel periodo l'ambiente era ancora molto sano, cioè facevi un lavoro, tutti pagavano, cioè era molto, diciamo, a livello di conoscenza, addirittura non facevi i contratti scritti, la parola aveva un valore, e quindi da qui poi io non mi sono ingrandito molto, però ho fatto delle cose secondo me abbastanza grosse e soprattutto mantenendo quello che era la tipologia. Sono stato molto attento a quello che era la tipologia, per mantenere la tipologia di montagna come una volta, con chiaramente degli accorgimenti attuali, perché è chiaro che chi fa un investimento al giorno d'oggi vuole anche certi tipi di comodità, certi tipi che ne so, di isolazioni, di migliorie rispetto alle cose spartane che facevano una volta, perché una volta facevano con quello che avevano. Se tu osservi il territorio, ci sono zone dove le baite e le case sono fatte di sassi perché quello avevano. Ci sono certe zone che sono fatte tutte quante di legno perché sassi non ce n'erano e facevano quelli in legno. Il mio rapporto con la montagna è stato molto conflittuale, diciamo, perché col tipo di lavoro che ho fatto prima ero sempre in giro, quindi ho potuto curare poco. Probabilmente non avevo neanche una grandissima passione per quello che significa l'arrampicata. Qualcosa ho fatto, però niente di tanto importante. Ho sciato tantissimo invece, quello sì. Il mio rapporto con la montagna è stato più che altro invernale, con la neve, escursioni, sciare in pista quando si poteva, però soprattutto fuori pista, anche se non ho mai fatto grandi cose, come ripeto, però a me piace tuttora prendermi gli sci una domenica e andare anche solo in mezzo al bosco per i fatti miei. Libera la mente, ti fa sentire molto bene, e questo secondo me è un rapporto che non tutti riescono ad avere. Secondo me è importante esserci nati.
io la mattina mi alzo sempre abbastanza presto, non c'è assolutamente niente che ti disturba. Sarebbe ideale da stare a letto con questa pace che c'è, però l'abitudine è di alzarsi e fare qualcosa tutti i giorni, quindi. Però alzarsi in un contesto come questo è un bel vedere, insomma ti alzi al mattino, se è bel tempo, metti fuori la testa e guardi e tutte le mattine vedi qualcosa di nuovo, anche se sono anni e anni, perché specialmente nella stagione autunnale o primaverile ci sono una miriade di colori. In primavera i fiori, in autunno le foglie e quindi è un bel risveglio e ti carichi per farci la giornata. Sali, dai, vieni su. Forza. Benché abbia visto quasi tutto, in questo momento io non mi vedrei in nessun'altra parte, perché intanto il posto in cui sei nato è sempre un valore aggiunto. Secondo, perché sono in un posto bello e per fortuna almeno in parte è stato preservato e quindi io mi sento fortunato di vivere in posti così. In più ho avuto la fortuna di lavorare e fare cose che mi piacevano e che rimangono nel paesaggio, diciamo, rurale di tutta la valle, quindi è il massimo che io potessi ottenere. In questo momento non mi sentirei di, anche se ho visto posti bellissimi, come ho visto posti bruttissimi, come ho visto posti degradati, come ho visto posti rovinati dall'uomo, in questo momento non mi sentirei di vivere in un altro posto.
temperatura abbastanza importante. Ananas. Vedi? Ho una cosa medicinale che fa benissimo alle botte per gli umani. Andrebbe raccolta e poi va spalmata e avvolta dove ti fa male con un celofano. Questa è la crepa che si era formata e l'albero forma questa sostanza per riempire. Sempre per il discorso dell'equilibrio, capito? E questa qua certe volte metti sotto una bottiglia e riesci a prenderne su anche un bel bicchiere certe volte, perché dipende quanto è lunga la crepa, no? Ci sono certi che continuano a... Adesso, essendo anche il clima un po' freddo e un po' rassodato, ma d'estate cola che è un piacere quando è caldo. Questa roba qua, una volta che c'era la medicina tradizionale, questa roba qua era ricercatissima per le botte, anche dolori muscolari, roba così, ma soprattutto per le botte. Calmava il gonfiore, calmava un saporaccio, ti lascia dietro un retrogusto un po', però dicono che è miracolosa.
Ecco qua è dove mi chiudo dentro.
bellissimo. E questi pannelli di multistrato con legno vecchio me li faccio io. Questi, vedi? Me li metto insieme io, con tutti i ritagli di legno vecchio, addirittura ne ho fatto a mosaico anche. E tanto incollo. Questi sono tutti i ritagli che conservo perché io non butto via niente però. Anche questi ritagli qua non so cosa ci farò, però qualcosa ci farò senz'altro. Vedi? Ma non ho ancora pensato cosa mi diventerà. Non ricordo. Questo qua è il piedestallo, vedi che è un po' curvo, si poggia così, si mette una vite sotto e ha una bella base d'appoggio, hai capito? E le ali sono due, non una sola, un po' piegate così, e questo è laborioso da fare. Mi sono pentito di non essere andato a prendere, e vedi che ho tutte le sagome di tutte le qualità, tutte le forme. Nelle casette le robe che ho io non faranno sto grande effetto perché la maggioranza della roba sarà fuori. Gli ci danno un tavolo, poi io magari me ne procuro un altro, no? E vedi i pannelli che faccio per fare quei lavori da quel legno vecchio. Praticamente 48 ore con la colla, la vigna quella di legno. Questo è un bel mosaico. Eccolo qua. Il sole fa un fenomeno strano, cioè
In estate ci sono 16 ore di sole perché nasce giù sulla Porcella e passa perpendicolare e va giù sulla montagna là. E poi fa così, per un po' di tempo siamo a zero, però il suo fascino anche quello. Stamattina poco o niente. Mi inverno quando c'è mi ricordo proprio le cariche tutta la zona qua la destra della valle, diciamo, salendo carica il doppio che via per i canali. La malattia corre sotto la corteccia. Là sono un animale che depone le uova, crescono le larve e praticamente mangiano tutta la linfa dell'albero tutto intorno e non avendo più alimento si secca l'albero. Guarda che roba. Passando per di qua ho visto tutta questa corteccia, per strano, ho detto, l'albero integro. Guarda su. Guarda che roba. E qua c'è sta chiazza, sono state 30 piante, noi altri ne abbiamo battute 10-12, poi ho telefonato al guardiaboschi, gli ho detto guarda che sono tante, e allora ci ha fermati. Se prendi adesso i primi pezzi, qua ti escono ancora a tavole, se lasci che si pelano tutte, fanno un alone blu tutto intorno. E sono più buone, cioè a legna. È un gran peccato perché la fibra è buonissima, vedi che non ci conti neanche gli anni qua. Sicuramente più di 100. E questo è il tappo per darci la direzione, vedi? Poi col taglio deve stare appena più alto. Di là non poteva andare, di là era scomoda, in su così poteva andare, in su così, ma no, ma era stretto, l'unico punto largo era quello.
Qua ci sono dentro le larve. E fanno un macello, fanno. Vedi, questa è già più grande. Questo era guasto di suo, non per la malattia, Questo e quelli là erano guasti di suo, probabilmente hanno ricevuto delle botte, così. Però dopo dipende da quanto il guasto va in su, perché vedi che c'è la corona tutto intorno al sciano, no? Dove scorre la linfa, e dentro hanno preso delle botte, altri tronchi che vengono giù, che vanno là contro. Vedi, difatti qua, vedi che è un po' rovinata, che l'albero butta fuori la resina quando c'è una piaga, no? Si guastano e poi in base al territorio, in base all'alimento che hanno, tirano più lungo il guasto o meno lungo. Magari ce ne sono di quelle che sono guaste solo tanto così, o di quelle che sono guaste anche, se sono tanto vecchie, magari sono guaste anche 3, 4, 5 metri. Anche questa è destinata. Le abbiamo tirato giù fino laggiù. Ce ne sono altre due grosse, guarda che razza di piante. Quella e quella sotto sono malate anche quelle. Questa è la tecnica che usavano una volta, quando non c'erano mezzi di trasporto alternativi, che si usa ancora. Bisogna farci il mitico, come capito? Da solo. Ciao. Non hanno preso. Magari un rametto sotto, sai, farle andare più veloci o meno.
parte dovrebbe fare un macello. Non voglio che si incastri. Perché è tutta penombra, però è proprio quell'inverno vero, duro, che non nasce mai il sole, quindi qua è anche un posto che nevica parecchio rispetto per esempio alla Val Canali. Io è una vita che sono qua, però certe volte riesco ancora a stupirmi. Nella fattispecie era una proprietà di famiglia che è stata qua disabitata per 30 anni, perché come in tutte le famiglie prima di mettersi d'accordo c'è un periodo fisiologico. Mi sono abbastanza improvvisato perché non è che abbia fatto delle scuole, ho fatto sì dei corsi, però non era il mio genere di cose, perché come ripeto io tendo a non disegnare niente, faccio come mi viene. Praticamente è il pezzo che era stato, cioè che era caduto da solo, a dire la verità, che abbiamo ricostruito. Questa zona è tutta ex novo. Ho pensato di farci il controsoffitto con i travi del tetto vecchio e ho cercato di inserire l'abete per fare contrasto con il larice, specialmente questo, che ci sono tutte le coltellate dell'accetta, se si nota. E quello è il pregio dei travi squadrati a mano, perché quelli segati non hanno nessun valore, e in più anche tutti gli angoli arrotondati perché non stavano a fare lo spigolo vivo. Queste panche, allora io ho fatto tutto mobili nuovi, però con legno vecchio. Questi sono tutti pezzi di trave, questa qua è per mettere le tovaglie, questa è per la legna. Ho cercato di mettere insieme abete e larice per fare contrasto, se tu osservi anche la panca è in abete, però i contorni sono tutti in larice. Questo tavolo è stato fatto tutto con pezzi di trave, sempre del tetto. Ho cercato di numerarli e di mettere le venature che fossero asimmetriche, le une con le altre, e le crepe si sono formate dopo. Questo legno ha l'età che c'è scritto su quella data là in fondo. Sì. E dopo niente, abbiamo incominciato a fare abbiamo fatto un intervento radicale praticamente, siamo andati giù 1 metro in profondità rispetto al livello attuale e sotto c'è la camera d'aria di 50 cm che puoi entrare in casa sulle piastrelle scalze anche d'inverno. Come sui tetti, il tetto ventilato, io ho anche il pavimento ventilato.
siamo andati io e mio fratello nel bosco, il comune ti assegna questo legname, poi se sei in grado di andare a fartelo vai a fartelo, altrimenti lo vendi in piedi, altrimenti mandi la gita boschiva a farlo, eccetera, eccetera. Però io sono uno dei pochi in valle che partiva dall'albero in piedi e presentava il prodotto finito. Poi la scala, gli scalini della scala hanno i buchi. Perché hanno i buchi? Perché è stata fatta con la mangiatoia delle mucche. Se tu guardi, hanno dentro i buchi, era dove venivano incatenate le mucche. Trave, che l'ho tagliato a metà, chiaramente i buchi erano passanti e l'ho usato per fare scalini. Il monaco della capriata e io l'ho messo a rovescio, perché la capriata sarebbe così. Ecco. Sono i miei genitori il giorno del matrimonio, 1929. Mi è venuto in mente di usare tutte assi, sempre di legno vecchio, e fare una specie di onda, di modo che di notte riflette una luce particolare. Larice e abete, qua è tutto larice e abete, anche le porte, anche il controsoffitto del bagno. Questo è stato molto laborioso. Avere un mucchio di roba vecchia e continuare a spulciare finché ti viene fuori la roba che ti serve in quel momento. Sì, dopo fare, ad esempio, qua si nota il fatto che io non disegno, nel senso che io ho incominciato in questo angolo. L'intenzione era di fare tutto il controsoffitto così, poi mi sono accorto che diventava troppo pesante. Ho cambiato legno, ho fatto gli specchi bianchi per alleggerirlo un attimo. Le porte interne sono state una furbata perché tutti i pezzetti piccoli avanzati, cosa me ne faccio? Ho pensato di fare così. Io sono forse l'unico in valle che faceva questi lavori, perché sull'onda del mercato tanti si sono ingrossati e facevano una telefonata a procurare il legname. Io invece, essendo rimasto sempre piccolo, cosa ho fatto? Ho mantenuto questo target, nel senso che il proprietario della baita si faceva segnare il legname, glielo compravo io a prezzo di mercato, andavo, me lo abbattevo e con quello facevo il lavoro per conto loro, però il legname era diventato mio. Lavorare con legno vecchio adesso è diventato abbastanza industriale, nel senso che preparano i pannelli e diventa un arredamento come qualsiasi altro, soltanto che è fatto con legno vecchio, perché i 3 mm esterni sono di legno vecchio. Però lavorare con il massiccio come faccio io, intanto hai dal 50 al 60% di scarto,
E poi chiaramente devi fare con quello che hai, quindi non puoi neanche disegnare, è per quello che io non disegno niente. Perché ti capita sotto mano il trave che va bene per fare la tal cosa, ma non va bene per fare l'altra. Quando ci abbiamo messo le mani era un cumulo di sassi e basta. Questa qua era caduta, cioè questo pezzo qua davanti era caduto, era rimasto la cosa centrale e basta. Quindi è stato fatto un intervento radicale, diciamo. Poi una cosa importante delle baite di montagna è che facevano con quello che avevano sul posto. Allora, perché per esempio in questa zona è quasi tutta muratura, e con solo il tetto in legno? Tutte le baite, a parte quella là, le altre sono tutte in muratura. Qua, sulla mia proprietà, c'è una fornace per cuocere la calce. C'era, adesso è caduta, allora cuocevano la calce, con la calce facevano la malta, i sassi bene o male li trovavano, la sabbia andavano giù nel torrente a prenderla e tutta questa zona è fatta con il muro perché c'era questa fornace. Da altre parti, perché non so se avete visto in giro delle baite con i tronchi fino per terra sul davanti. Sì, sì. Perché? Perché quelli avevano e con quello facevano. Poi un'altra cosa, che una volta, essendo sussistenza qui, si davano una mano uno con l'altro e ci mettevano un anno a fare un pianile. Perché tutte le baite sono prive di fondamenta? Anche questa qua, perché il muro davanti è di sbiego così? Perché per far stare in piedi, perché non c'erano fondamenta, dicevano, tiravano un po' di piano e poi cominciavano a costruire. E i muri a sasso sono tutti fatti quanti? Coi ciotoli e il muro è doppio per farlo star su, perché non avevano massi squadrati, avevano roba alluvionale, roba rotonda. E allora cosa facevano? Prendevano il sasso con la malta e facevano come due pareti, una esterna e una interna, e andavano su. Da chi hai imparato questo mestiere? Allora, c'era un vecchio carpentiere, che chiaramente adesso è morto, un tipo molto scorbutico che non era molto bello lavorarci insieme, però a suo tempo era uno posto, dicevano gli operai della ditta, diciamo, che non era tanto facile come personaggio, diciamo, però era molto molto capace, dopo molto autodidatta, nel senso che se tu fai una cosa con passione, io penso che sia un buon 30-40% di fatica in meno ad imparare, e quindi penso che sia stato anche quello, perché io avevo sempre nella testa, perché io da ragazzo ho sempre girato il mondo, quindi io a 20 anni ero in giro per il mondo, facevo tutt'altro, ero nel settore del turismo, non avrei mai pensato di... Poi chiaramente ho cominciato ad avere famiglia, ho detto adesso cosa faccio? Mi fermo, e se mi fermo cosa faccio? E siccome che io ero abituato ad andare in giro in posti belli, in posti abbastanza rinomati e così, il venire qua, chiudermi qua facendo la stessa cosa era come un tornare indietro.
E allora ho detto cambio. Ero ancora in attività, ma stavo per andare in pensione. Ho cominciato a collaborare con questa associazione di architetti che praticamente andiamo in giro per l'Italia e anche non solo a fare delle costruzioni temporanee in legno per abbellire, per riqualificare zone generalmente semi-abbandonate o disagiate, diciamo. Siamo stati contattati dal WWF anche ad andare in Romania a costruire dei osservatori perché vogliono inserire il bisonte europeo, e là ci sono i presupposti perché chiaramente sono foreste abbastanza disabitate e vergini. Quest'anno siamo stati a Genova, al Porto Vecchio, dove c'era una zona, un ex parco per bambini che era in mano agli spacciatori e praticamente abbiamo cercato di riavviare questo parco tramite un'associazione del posto e abbiamo costruito dei suppellettili per far sì che la gente vada e faccia gruppo. E tutte queste cose, e chiaramente noi non siamo una ditta, siamo un'associazione, quindi noi altri andiamo avanti a rimborsi spese, non prendiamo nessun tipo di stipendio, abbiamo solo dei rimborsi spese, però ci piace. Io sono entrato così per ridere e poi sono diventato un po' punto di riferimento perché quando si tratta di far stare in piedi le cose, loro sono bravissimi a disegnare, però poi il mio compito più che altro è di cercare di far stare in piedi quello che loro pensano. Sarei il presidente di Campo Saz, sì, Campo che Saz. è una delle associazioni che
collabora a questo progetto di rigenerazione dell'asilo di Miss. Capofila però di questo, il concetto di base era questo: molto spesso si finisce l'università e ci si trova a lavorare negli studi professionali, a disegnare, no? 10 ore al giorno davanti ad un computer, davanti ad uno schermo, senza avere subito la possibilità in qualche modo di toccare con mano i materiali e di vedere una certa, no, rapidità del processo progetto-costruzione, no? Da due, però Ora, il legame con Claudio c'è fin dal primo workshop in cui ci siamo detti: va bene mettere le mani in pasta, però per poter lavorare con il legno bisogna avere anche qualcuno che ci spiega come si fa, perché non è che è proprio scontato che un architetto si metta ad avvitare, tagliare, incastrare e riesca a farlo con successo. Quindi Claudio fin dal primo workshop si è dimostrato disponibilissimo, è venuto, l'ho contattato io perché lo conosco, è il mio vicino di casa a Transacqua, sapevo che lui faceva delle bellissime cose con il legno ed ha delle mani d'oro, e non sapevo però che avesse questo talento, secondo talento anche, di essere così affiatato con i giovani, perché non è una cosa scontata, no? Uno può essere bravissimo, un artigiano bravissimo, ma che poi riesca a trasmettere tutto questo ai giovani con pazienza e passione, questo non era per niente scontato. E invece si è girato mezza Italia anche lui con noi, Ho tirato via il tetto vecchio, ho tirato via i travi vecchi, è rimasto su tutta quanta l'intercapitaine interna e poi sono andato su con le pareti di travi squadrati e sono riuscito a salvare tutto all'interno. Così come fa il muro, ma così e così. E qua ho dovuto fare tutti gli incastri di sdiego, tutti di traverso e anche là. E questa l'ho fatta su in inverno che c'era 1 metro di neve. Queste si chiamavano chiavi, sì, che praticamente servivano a tenere in piedi la parete perché c'era altrettanto all'interno, era una specie di ganascia. La data di ristrutturazione e queste sono la modalità con cui venivano segnati anni fa le iniziali di uno proprietario, le prime 2 lettere della data, la croce che poteva essere croce celtica, poteva essere qualsiasi segno religioso, i secondi 2 numeri della data e nome e cognome dell'altro proprietario, marito e moglie, e qua c'è una piccola F, cioè 2 piccole F che si leggono male, che significa fece fare. E questa è la mia firma.